Si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di Saletto a Borgo Veneto i funerali di Mario Masiero. Nonno Mario, così lo conoscevano tutti in paese, è mancato all'affetto dei suoi cari ieri poco dopo le 7, quando alla guida della sua auto, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato con un camion. C'era nebbia in quel momento a Santa Margherita d'Adige, in via Umberto I. Il camionista, un cinquantenne del Vicentino, ha tentato di tutto per evitare l'impatto, ma non c'è stato nulla da fare. Mario Masiero, incastrato tra le lamiere, non ce l'ha fatta. 79 anni, da sempre aveva lavorato nel territorio come ristoratore, aveva aperto di buon mattino il suo locale, la trattoria e pizzeria Nonno Mario, era andato a prendere il giornale e stava tornando al lavoro come tutti i giorni con la vitalità che lo caratterizzava e i 1000 progetti che aveva in mente, di cui aveva recentemente parlato anche con il sindaco Michele Sigolotto. Una perdita per tutta la comunità che si prepara commossa a salutarlo sabato.